Buongiorno e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è martedì 19 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:17. La luna si leva alle 7:13 e cala alle 22:51. Oggi si celebra San Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto. Il nome Celestino ha origini latine ed evoca una dimensione spirituale pura. Significa letteralmente venuto dal cielo o abitante del cielo. Il 19 maggio è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Questa ricorrenza accende i riflettori su patologie come la malattia di Crohn e la colite ulcerosa. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica, rompere il tabù che spesso circonda queste condizioni e sostenere milioni di pazienti nel mondo affinché abbiano accesso a diagnosi precoci e cure sempre più efficaci. Auguri a Michele Placido che oggi spegne 80 candeline. Un traguardo importante per uno dei volti più iconici del nostro cinema e teatro. Indimenticabile nel ruolo del commissario Cattani nella Piovra, Placido ha saputo evolversi in un regista di grande spessore vincendo numerosi premi, tra cui l'Orso d'Argento a Berlino e ben 4 David di Donatello. Spegne 45 candeline Isabella Aragonese, l'attrice palermitana dotata di una sensibilità interpretativa fuori dal comune. Ha conquistato critica e pubblico grazie ai film come Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, confermandosi come una delle interpreti più intense della sua generazione. E infine festeggiamo i 78 anni della leggendaria Grace Jones, modella, cantante e attrice giamaicana, ha rivoluzionato l'estetica degli anni 80 con il suo stile androgino e le sue performance provocatorie. Una vera icona della musica disco pop che non ha mai smesso di stupire per carisma ed energia. Il 19 maggio 2012 si aprì una ferita profonda nella memoria del nostro paese. Davanti all'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi l'esplosione di una bomba artigianale uccide la giovane studentessa sedicenne Melissa Bassi e ferisce gravemente altri 10 compagni. Un atto di violenza cieca che ha scosso l'Italia intera e che ha visto, dopo lunghe indagini, la condanna all'ergastolo per l'autore dell'attentato. Sapevate che i capelli possono misurare l'umidità? Per misurare quanto vapore acqueo c'è nell'aria si usa l'igrometro. Ne esiste una versione affascinante, l'igrometro a capello. Esso sfrutta la proprietà dei capelli umani di allungarsi quando l'umidità aumenta e di accorciarsi quando l'aria è secca. Per funzionare correttamente i capelli devono essere accuratamente sgrassati. È un metodo antico ma incredibilmente ingegnoso che trasforma una caratteristica biologica in uno strumento scientifico. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna e Venere sono congiunte. Cosa combineranno le signore dello zodiaco? Ebbene, scopriamolo insieme. Ariete, mentre Marte è all'ultimo grado del vostro segno zodiacale sta per uscire, Venere e Luna combinano un po' degli scherzi in amore, nulla che con la vostra geniale comunicativa non riuscirete comunque a fare rientrare e a riprendere. A volte in amore c'è anche lo scherzo. Toro, per voi oggi, mentre Marte si avvicina e il Sole sta per uscire dai vostri gradi, ecco, siete in mezzo a due fuochi, vi sentite di nuovo molto forti, molto stabili, possenti, con voglia di fare, e comincia un periodo in cui darete il massimo di voi stessi in ogni direzione. Gemelli, è interessantissimo vedere come i vostri gradi zodiacali per adesso producono delle magie. La congiunzione della Luna e di Venere nel vostro ultimo grado che vi suggerisce che ora che è cambiato tutto a livello lavorativo anche l'amore è una realtà possibile. Cancro, stanno arrivando Venere e la Luna e voi fibrillate, sono sicuramente i vostri pianeti preferiti. Pensate quando si congiungeranno al Giove che ospitate alla fine del vostro segno. È previsto un periodo florido, bellissimo in amore. I cancro single hanno una grande possibilità di innamorarsi, quelli già in coppia saranno ancora più felici. Leone, una giornata oggi che vede Marte cominciare a dare fastidio, ma poco importa visto che il Sole si sta dirigendo assetato di novità nell'amico Gemelli, per cui oggi intuirete che basta solo saper aspettare un po' e tutto sarà di nuovo bello e sorprendente. Vergine, per voi oggi ci sono 1000 cose da fare, ma sta arrivando la potenza di Marte a darvi energia, forza, coraggio e anche un tono un pochino più rigorista per voi.
Venere invece dal canto suo, con la congiunzione della Luna, continua a farvi sognare, immaginare un mondo bellissimo. Bilancia, per voi la situazione si complica un po' ora che Venere sta per saltare in Cancro e la Luna si congiunge, quindi un'immensa potenza che vi ricorda che forse ogni tanto dovreste occuparvi di voi stessi, la parte mentale e pratica, Urano, Mercurio e Sole sono tutte dalla vostra parte. Scorpione, per voi oggi è una giornata abbastanza complessa, proprio perché siete un bivio e dovete prendere una decisione, se agire in un modo o piuttosto in un altro. Seguite l'istinto, non vi tradirà. Sagittario, per voi oggi il cielo dà un monito importante, ci sono troppe incomprensioni in amore ed è il caso di parlare ne un po' col partner per non a fare andare il rapporto a detrimento e sicuramente riuscirete a trovare le parole giuste ora che Venere e la Luna anticipano di non essere più nemiche. Capricorno, per voi il cielo è una vera e propria magia per adesso. Marte, uno dei vostri pianeti preferiti, sta per lanciare dei segnali molto positivi. Cosa vi vuole dire? Di agire. Ora è tempo realmente di fare sul serio. Acquario, per voi oggi è una giornata molto importante proprio perché vi verrà detto qualcosa di molto gratificante e sicuramente saprete cogliere l'attimo per gestire una situazione in maniera efficace, subitanea e geniale come sempre. In amore, giochi di fuoco inaspettati. Pesci, i pianeti cominciano a essere più morbidi, è una promessa di Luna e Venere che vi assicurano romanticità. Siete ancora un po' troppo fissati con un caos imperante intorno a voi che ci tenete a risolvere anche per una più corretta sistemazione familiare e per dei tempi e delle modalità che non vi obbligino più di quanto già non lo siete. Il 19 maggio 2018 nel castello di Windsor andava in scena il Royal Wedding tra il principe Harry e Meghan Markle. Un evento seguito da oltre 100 milioni di persone che sembrava l'inizio di una nuova era per la corona inglese. Tuttavia la storia ha preso una piega diversa. La decisione dei duchi di Sussex di rinunciare al titolo di altezza reale e di trasferirsi in America ha segnato una rottura storica con la monarchia britannica. In inglese per scaramanzia si dice touch the wood, toccare il legno. Questa usanza deriva dalle antiche culture pagane che credevano che gli spiriti buoni vivessero all'interno degli alberi. Toccare la corteccia quindi significava chiedere la loro protezione. In Italia abbiamo un rito simile, ma cambiamo il materiale. Noi preferiamo toccare il ferro. Emmy Noether. Albert Einstein la definì il genio matematico più significativo da quando è iniziata l'istruzione superiore delle donne. In un'epoca in cui alle donne era quasi vietato insegnare, Emmy rivoluzionò l'algebra e la fisica teorica. Il suo teorema è alla base della conservazione dell'energia. Nonostante le persecuzioni naziste che la costrinsero all'esilio, ella non perse mai la sua passione per i numeri, diventando un faro per tutte le scienziate venute dopo di lei. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Non basta sapere, si deve anche applicare. Non è abbastanza volere, si deve anche fare. Con l'invito di Goethe a passare dalle parole ai fatti, io vi auguro uno splendido inizio di giornata. Grazie per essere stati con me, io vi aspetto anche domani con una nuova pagina dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Jaira.